Famiglia, sono venuta proprio qua, è un'irruzione. Cominciamo dal bambino. Si chiama? Dillo. Giovanni, è timido. Rosa. Elisa Parinello. Elisa Parinello, devi vedere la telecamera. Elisa Parinello. Quindi questa abbiamo capito subito dalle prime inquadrature che è una famiglia di cosiddetti artisti. Perché conciliare tante attività ed essere anche madre, una buona insegnante è molto più complicato, però riesco a farlo, ecco. Si può o non si può, lo vestite, lo pissancalò, e allo parrino ci l'amo a dire chi l'avi a portare in nero barberi, moro che bello, moro che grande, quando cresceva accatta la carne, mascolo e bello, ci l'amo a dire, alla raggia di lì vicini, si può o non si può. Mamma è più, grida di più. E poi in fondo chi è più severo, appunto, papà o mamma? Mamma e papà, tutte e due. Tutte e due severi ce l'hai. Però sono buone certe volte. Papà mi calcola troppo. Ma a mio avviso che se si riescono a far coincidere le proprie ambizioni, questo è senz'altro una chiave. Io dico questo, in due si sta benissimo, ecco nel nostro caso si sta molto bene assieme, ci rispettiamo moltissimo e fortunatamente abbiamo tante cose che ci uniscono e altre cose, come dicevamo prima, che ci dividono, però non ci dividono, ecco, totalmente, ci rispettiamo in questo senso un'altra persona e molto spesso non sei capito, non sei compreso nonostante tu parli tanto, discuti e cerchi di sviscerare un po' certi problemi, certe cose, poi alla fine sei sola.
sei sola tu, sono sola io, probabilmente tutti quanti. Non riusciamo a volte a confessarlo, però non è detto che ci sia questa enorme comprensione. La comprensione, voglio dire, c'è, però spesso non si è capiti totalmente. Allora preferisci stare in silenzio, perché sono cose che non riesci probabilmente neanche a spiegare. Un po' è un discorso che faccio purtroppo con la mia pittura. Ecco, metto sempre in risalto la solitudine dell'uomo, della persona che vive, sì, magari a 100 altre persone che ti amano, però alla fine sei solo con te stesso, certi problemi li capisci soltanto tu, insomma. Signore, non ci stavi, ci stavi.